Pronti? 1, 2, 3. E questa volta è buona, con veloci il 9 e il 10, Tiletoile e Numero Suertes Cage. 4, Sbaglia Brooklyn Tiletoile, Lux, sbaglia Brooklyn Lux. squalificato. Zinco Top al comando. Suertes Cage che si presenta all'esterno e va a sfilare a condurre dopo 150 metri. Trillo Park è partito benissimo dalla seconda fila ed è in terza posizione, mentre allo scoperto c'è Zef, quindi lungo la corda Verdon VF a precedere Bramante Horse, che però è 7-8 lunghezze più indietro. Va dritto Zef, attacca Pietro Gubellini, ovviamente replica Federico Esposito. 28,7 i primi 400 metri di corsa, non c'è posto alla corda perché Zinco Top serra sotto e allora Suertes Cage in vantaggio. Zef che si deve adeguare allo scoperto, Zinco Top che rimane in seconda posizione lungo i birili. Sbaglia Zef e allora ora può prendere in mano decisamente Suertes Cage perché il gruppo è lunghissimo. 5, Si muove dalle Zef, retrovie Allegra Gifont, squalificato. che però è a 60 metri dalla testa. Suertes Cage, Zinco Top e Trillo Park hanno guadagnato tanto margine nei confronti degli altri. In quarta posizione Verdon VF, in quinta Bramante Horse, poi Adamo Dipa. Al largo c'è Allegra Gifont che si trascina Tiletoile dopo la rottura iniziale alla retroguardia. Billy Idol Jet 1:12 e mezzo però il primo chilometro di Suertes Cage, che ha dovuto spendere tantissimo e ora cerca un po' di rifiatare, ma ovviamente non può fermare troppo Federico Esposito. Zinco Top nella sua scia e Trillo Park in terza posizione. Poi Verdon VF, arriva ora Allegra Gifont che si porta sempre più vicina a Suertes Cage, che fa una frazione in 15,8. Suertes in Numero vantaggio. 2, Bramante Horse, Sbaglia anche Bramante Horse che finisce a tabellone. In seconda posizione è sempre Zinco Top, poi Allegra Gifont e Tiletoile, ancora Billy Idol Jet e Adamo Dipa. Davanti alle tribune una frazione ancora sotto al 15, un altro 30 e mezzo, ritmo severo, quello imposto da Suertes Cage, anche perché Zef all'inizio lo ha fatto spendere tantissimo. È vero che ha preso la testa ma ha fatto fatica. Zinco Top in seconda posizione, Allegra Gifont allo scoperto, ancora 14,9. Suertes in vantaggio, Zinco di rincalzo, Allegra che si avvicina all'esterno, prova a muoversi Adamo Dipa dalle retrovie a 400 metri dalla conclusione. La dritta di là passata in 14,5. Zinco Top è sempre lì, secondo alle spalle di Suertes Cage. Poi ancora Trillo Park, il treno alla corda che è quello che viaggia bene, in vantaggio Suertes Cage, prova a spostare Zinco Top, la piegata conclusiva passata in 14,6, è in vantaggio Suertes. Zinco che prova a spostare, andare sul leader, passa a Zinco Top nei confronti di Suertes Cage, poi Trillo Park, Zinco Top che vince il vittoria nei confronti di Suertes Cage. Al terzo Verdon VF che l'arrivo lo fa sempre. 28,8 la chiusa, 1,14,1 per il successo di Marco Stefani. Zinco Top, Alessandro Gocciadoro al training, i colori del signor Raffaele Foglia Manzillo nello schema migliore possibile. Segue Suertes Cage che deve spendere 1 chilometro in 12,5 ed è Marco Stefani, il Reuccio di Bologna, che viene a vincere ad alta quota ma con grande merito. Secondo ancora un Super Suertes Cage, terzo è Verdon VF, ma il successo è tutto per Zinco Top. Marco Stefani nel Gran Premio della Vittoria edizione 2022.